Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione particolarmente ricca di notizie, quella di oggi, perché tra poco torneremo a parlare del terremoto giudiziario e politico che si è abbattuto sul comune di Venezia con l'indagine della procura coordinata dalla Guardia di Finanza che ha portato all'arresto dell'assessore Renato Boraso e all'emissione di numerosi avvisi di garanzia, tra i quali anche nei confronti del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia che proprio poco fa ha riunito la maggioranza e a fronte delle richieste di dimissioni che sono state avanzate dalle opposizioni ha invece detto si va avanti. Ne parleremo tra poco con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Filippo Fois, che tra l'altro seguirà anche il Consiglio Comunale che è stato convocato per oggi pomeriggio alle 14 a Caffarsetti, ma ci sono anche tante altre notizie di cronaca, una in particolare che ci arriva dalla provincia di Rovigo, da Giacciano con Barucchella, appunto piccolo comune in provincia di Rovigo, nel quale questa mattina si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza del SUEM 118 ed una vettura ambulanza che era ferma con i sanitari che stavano prestando soccorso e l'auto che appunto ha travolto l'equipaggio. Dalle informazioni che ci sono risultano diversi feriti, alcuni dei quali gravi. Tra poco ci collegheremo appunto con i nostri inviati sul posto, ma cominciamo subito con lo scandalo che si è abbattuto sulla città lagunare. Tra l'altro la Procura di Venezia ha diffuso poco fa nuove intercettazioni telefoniche tra Renato Boraso e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ritenute appunto fondamentali per le indagini. Ce ne parlerà tra pochissimo la nostra Ilaria Marchiori, che non vedo ancora collegata. Vediamo quindi in questo servizio un po' il punto dell'indagine che è appunto coordinata dalla Procura di Venezia. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blind Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici, del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente
anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso dell'operazione eseguita da circa 200 finanzieri per il pericolo di inquinamento delle prove. È risultata una condotta recente con cui l'assessore stava cercando di eliminare documentazione che in qualche maniera potesse essere usata, diciamo così, contro di lui. Oltre all'assessore, in carcere è finito anche l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Un'attività corruttiva, ha evidenziato il procuratore, che proseguiva da anni. Le indagini ancora in corso sono iniziate nella primavera 2022 in seguito a un esposto presentato alla procura nel 2021. È stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro. Lo scorso dicembre l'assessore Boraso replicava così dopo il polverone che si era sollevato proprio in merito alla trattativa dei pili, che parlava di un suo coinvolgimento. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate e serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. 9 gli arresti, dunque una ventina gli indagati, tra questi compaiono diversi funzionari, anche il direttore generale di ACTV Giovanni Seno. 6 le persone interdette dall'esercizio d'impresa. Non tutti gli imprenditori si sono mossi alla stessa maniera, nel senso che ci sono delle gravità diverse che sono state riconosciute dal GIP, tant'è vero che vi sono misure cautelari diverse, nel senso che ci sono misure cautelari restrittive in carcere, restrittive agli arresti domiciliari e sospensione dall'attività, devo dire, valutate fatto per fatto e valutate in relazione anche agli eventuali precedenti penali dei singoli imprenditori, perché taluno ha anche dei precedenti penali, qualcuno ha anche passato in giudicato, e quindi in relazione alla possibilità o meno, in ipotesi, che si possa giungere a una sospensione condizionale della pena. Decine le perquisizioni della Guardia di Finanza. Oltre alle 2 ordinanze di custodia cautelare e in carcere, per altre 7 persone tra funzionari comunali e imprenditori sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Si tratta dei veneziani Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Daniele Brichese, Francesco Ghislon, domiciliato a Montebelluna, Carlotta Ghislon, la padovana Alessandra Bolognin e Marco Rossini, domiciliato a Mogliano Veneto. 18 in totale gli indagati, tra cui il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, per una serie di appalti per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti, rigettata però dal GIP. Seno resta comunque indagato e come lui il responsabile del settore appalti del Comune Fabio Cacco. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese riguarda invece i veneziani Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, i trevigiani Sergio e Stefano Pizzolato. E dalle trattative di vendita dell'area dei Pili a quelle di Palazzo Comunale Papadopoli, ecco alcuni filoni dell'inchiesta. Risulta evidente che possa sussistere una correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Brugnaro ed i suoi interessi privati. È un passaggio dell'atto di sindacato ispettivo del 30 luglio 2019, a prima firma dell'allora senatore Andrea Ferrazzi, seguita da quella di altri 22 parlamentari, indirizzato all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Argomento: area dei Pili, che Brugnaro, non ancora in politica, acquistò dal demanio nel 2006 per circa 5 milioni di euro. Allora si ipotizzava la costruzione di un palasport. Oggi, in un passaggio del decreto di perquisizione del vice capo di gabinetto del sindaco Derek Donadini, si legge che Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con l'imprenditore cinese Ching, che puntava a rilevare l'area, il versamento di 150 milioni in cambio della promessa di far approvare, grazie al loro ruolo all'interno dell'ente comunale, il raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche necessarie all'approvazione
realizzazione di un progetto edilizio commerciale e residenziale di 348.000 metri quadri. In un altro passaggio dello stesso documento si legge che per facilitare le trattative di vendita dei terreni di Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con Cing, il suo rappresentante in Italia Luis Lotti, la cessione di Palazzo Poerio Papadopoli al prezzo di oltre 10 milioni di euro, riducendo attraverso l'esercizio dei loro poteri amministrativi il suo valore di stima, 14 milioni. La riduzione del valore dell'immobile comunale, precedentemente sede della polizia locale e ancora prima scuola, è avvenuta effettivamente, scrivono i magistrati, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da Brugnaro, da Cerone e Donadini, che agivano per conto del primo. E alle accuse ieri sera il sindaco Brugnaro ha replicato con una nota, sentiamo. Sono esterrefatto. Con queste parole inizia la nota di replica del sindaco Luigi Brugnaro, indagato per concorso in corruzione insieme a Cerone e Donadini. In cuor mio e in coscienza, si legge poi, so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici. Per entrare nel merito, l'ipotesi che io abbia potuto agire sui pili per portare dei vantaggi in termini di edificabilità e o varianti urbanistiche è totalmente infondata, come ho già avuto modo di spiegare dettagliatamente e pubblicamente più volte. Quella, come noto, è un'area già edificabile da prima della mia amministrazione e mai ho pensato, continua, né messo in atto alcuna azione amministrativa per un cambiamento delle cubature. Stessa cosa riguardo la vendita di Palazzo Papadopoli, che mi risulta alienato secondo una procedura trasparente dal punto di vista amministrativo. Ovviamente, conclude la nota di Brugnaro, sono e resto a disposizione della magistratura per chiarire tutte queste questioni. Sulla vicenda si è espresso anche il presidente di ANCI Veneto, mentre l'assessore comunale Laura Besio ha scritto un post in cui si dice fiduciosa nella magistratura e verso il primo cittadino. Porto la mia vicinanza all'amico sindaco Brugnaro, non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Ecco, siamo ora in grado di collegarci in diretta con Venezia, con la nostra inviata Ilaria Marchiori, con la collaborazione tecnica di Francesca Pezzo. Ilaria, ti vedo davanti alla sede della Procura a Piazzale Roma con le ultime novità. A te, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori, è proprio così, siamo qui davanti alla Procura dove ieri sono stati rivelati tutti i dettagli di questa indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia in collaborazione ovviamente con la Procura. Naturalmente stanno continuando ad emergere dettagli, il primo sono le dichiarazioni fatte questa mattina dall'avvocato del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l'avvocato Alessandro Rampinelli. Non capiamo perché Brugnaro sia indagato, ha detto non ci sono state perquisizioni né sequestri, abbiamo ricevuto solo una pagina e mezza di avviso di garanzia e come da procedura non c'è stata consegnata alcuna altra carta. In effetti ieri, lo ribadiamo, il procuratore Bruno Cherchi aveva ribadito più e più volte il fatto che al sindaco Brugnaro fosse stato recapitato l'avviso di garanzia a sua tutela per informarlo degli approfondimenti per avere i chiarimenti in merito alla questione della compravendita dell'area dei Pili e quindi probabilmente anche per questo, anche da qui probabilmente sorgono i dubbi del legale Rampinelli. Non riusciamo, ha detto ancora, a capire il senso dell'accusa, per noi è inimmaginabile sentir parlare di corruzione, non riusciamo a spiegarci il perché. Il sindaco è esterrefatto, l'abbiamo sentito infatti anche nelle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Brugnaro ieri attraverso una nota il cui servizio dovrebbe essere andato proprio in onda poco fa. Ancora il suo avvocato dice la vicenda dei Pili è inspiegabile perché è acquisita prima della candidatura a sindaco ed era già edificabile per un notevole volume, una città praticamente. Per quanto invece riguarda ancora la questione di Palazzo Papadopoli, spiega, era stata fatta una prima
asta con una stima di circa 14 milioni di euro che era andata deserta, e dopo tempo una seconda stima, il prezzo si è abbassato ed è stato venduto con un'asta pubblica nella massima trasparenza, con un solo partecipante che l'ha vinta. Se poi di altre persone toccano Brugnaro, le valuteremo e agiremo di conseguenza. Ancora invece il sindaco Brugnaro questa mattina ha convocato un vertice con la maggioranza dicendo si va avanti. All'incontro hanno preso parte gli assessori, i consiglieri comunali dei partiti Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista Brugnaro, che appunto sostengono il sindaco. Nel pomeriggio è previsto un consiglio comunale decisamente infuocato, dove ci sarà anche una protesta dei no grandinavi proprio davanti a Caffarsetti. Inizialmente sembrava che avrebbe dovuto presenziare anche il sindaco Brugnaro, invece sembra che non ci sarà. Contattato anche l'avvocato dell'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso, che in questo momento si trova in carcere. Ricordiamo che il procuratore ha spiegato che Boraso è stato portato in carcere perché non fossero inquinate le prove. Il suo legale ha detto devo ancora leggere l'ordinanza, quindi al momento non rilascia alcuna dichiarazione proprio perché vuole leggere con attenzione l'ordinanza, ma probabilmente riusciremo in qualche modo a sentire qualche sua dichiarazione nelle prossime ore. Dicevamo, stanno emergendo dettagli continuamente, tra cui anche quelli delle intercettazioni che il procuratore Cherchi proprio ieri ha detto essere state ancora una volta importanti e fondamentali nel proseguio dell'indagine, e ci sono state proprio delle rivelazioni da queste intercettazioni, alcune conversazioni tra il sindaco Brugnaro e l'assessore Boraso, in cui Brugnaro gli diceva: tu non mi ascolti, non capisci, mi stanno dicendo che domandi soldi, non ti rendi conto, tu rischi troppo. Ma sentiamo proprio i dettagli di queste intercettazioni in questo servizio. Io nel frattempo qui da Venezia restituisco la linea allo studio. 17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia all'assessore Renato Boraso: tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal, Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona. Un'altra intercettazione invece è legata alla vicenda del Park 4.0 all'aeroporto Marco Polo, dove secondo l'accusa l'assessore avrebbe concordato una tangente da 60.000 euro per far passare in comune il progetto del nuovo parcheggio. L'assessore aveva fatto predisporre una fattura da 60.000 euro per dei lavori mai effettuati di manutenzione del verde. La collaboratrice gli chiede se fosse sicuro di quella fattura, dal momento che quell'intervento non gli risultava. Scrivi quello che ti dico, era stata la risposta di Boraso. Ed intanto le dimissioni continuano a chiedere, le minoranze continuano a chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro, sindaco che, l'avete sentito dalle parole della nostra Ilaria Marchiori, non ha alcuna intenzione di dimettersi. Ha riunito stamattina la maggioranza e ha detto andiamo avanti, e proprio su questo oggi pomeriggio alle 14 è stato convocato il Consiglio Comunale, previste anche delle tensioni con una manifestazione dei No Global, ma intanto vediamo il servizio che i nostri inviati hanno realizzato con appunto le reazioni dell'opposizione allo scandalo che è scoppiato in comune a Venezia. Il servizio.
Agenti della Guardia di Finanza, a cui va il nostro ringraziamento, hanno effettuato perquisizioni in sedi istituzionali, anche in sedi di aziende e società, e questo ci porta a interrogare la pubblica amministrazione che per la prima volta ai suoi vertici, perché parliamo qui della macchina comunale, si ritrova con il direttore generale indagato e con un capo di gabinetto e capo di gabinetto aggiunto indagati. Le opposizioni lasciano l'aula del Consiglio Comunale dopo aver chiesto invano la sospensione delle attività fino a che il sindaco Luigi Brugnaro non riferisca in aula sulle indagini che hanno travolto il Comune di Venezia. È una situazione gravissima e noi non riteniamo che si possa procedere come niente fosse, anche per rispetto delle persone indagate. Purtroppo non abbiamo trovato lo stesso rispetto da parte della maggioranza. Poco dopo arriva anche la richiesta di dimissioni di Brugnaro e dell'intera giunta, prima da parte della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Erika Baldin, poi dall'intero gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune. Chiediamo a tutta la maggioranza e quindi alla giunta di fare un passo indietro per il bene di Venezia e dei suoi cittadini. È evidente che adesso bisogna voltare passo con una nuova amministrazione e un nuovo futuro per Venezia. La convocazione a Mestre della quinta commissione consiliare sul piano di recupero dell'ex ospedale Umberto I a Mestre è la prima occasione di incontro politico dopo che il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha disegnato la complessa attività di indagine che sta interessando l'amministrazione cittadina. Non è mai accaduto che l'intero gruppo di comando, istituzionale dell'amministrazione sia sottoposto a un'indagine di questa portata. Stiamo valutando la correttezza della gestione del brain trust del sindaco, quindi l'avviso di garanzia è stato messo a suo favore per correttezza nei suoi confronti. Lo ha precisato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Non possiamo far finta di nulla e proseguire i lavori come se nulla fosse, quindi reiteriamo la richiesta di sospendere immediatamente i lavori di tutte le commissioni consigliari previste fino al giorno di domani e poi domani in Consiglio Comunale faremo tutti i ragionamenti politici del caso. La richiesta di interrompere oggi i lavori per una chiarezza che può arrivare tra 10 anni, dal mio punto di vista, è totalmente sbagliata. Sostanzialmente sembra che la differenza di lettura tra le parti è che per la maggioranza si tratta di una questione giudiziaria, mentre per le opposizioni la questione giudiziaria apre anche una questione politica. Non è da tutti i giorni che un assessore, tra l'altro di peso come quello della mobilità, e le persone più vicine al sindaco in questo frangente siano indagate. È anche importante per noi che il sindaco venga in consiglio per capire qual è la sua intenzione di fronte al futuro, cioè che cosa ci aspetta, qual è l'idea della maggioranza, qual è l'idea della giunta, qual è l'idea del sindaco per proseguire questa consigliatura. Ecco, dibattito dunque che proseguirà oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Venezia. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla bufera giudiziaria e politica che si è abbattuta sul Comune di Venezia. La cronaca ci porta a Treviso, siamo nel quartiere di Canizzano, vedo che abbiamo il collega Lucio Zanato davanti alla chiesa dove questa mattina è stato dato l'ultimo saluto a Vincenza Saracino, la 50enne assassinata a coltellate 2 settimane fa nei pressi di un casolare abbandonato nella campagna fra Treviso e Preganziola. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, la frase più importante dell'omelia di Don Rodolfo Budini, che ha officiato i funerali di Vincenzina Saracino, è stato: lasciamo il giudizio ai magistrati. Di questa brutta vicenda ricordiamo il sorriso e l'anima mite di Vincenzina. Questo quindi il messaggio che arriva nel giorno delle esequie di questa 50enne che ha visto proprio la presenza, questi funerali ha visto la presenza di tutta la comunità di Canizzano, ma anche di via San Vitale, di 7 comuni, perché Vincenzina era comunque molto conosciuta e soprattutto ben vista, ben seguita, era sempre sorridente, personaggio mite, che così è stato descritto in più volte e in più situazioni. Eppure c'è ancora qualcuno in libertà che il 2 luglio, il pomeriggio del 2 luglio, ha inferto 5 coltellate mortali a questa donna in un casolare di via
malviste qui a pochi chilometri dalla chiesa, e quindi un giallo che probabilmente però dovrebbe essere anche alle battute finali. Perché ci sono tantissimi indizi, non ultimo il DNA trovato sotto le unghie della vittima, ma anche diverse immagini riprese dal supermercato dove Vincenzina si era recata prima di questo appuntamento in questo luogo, diciamo così, abbandonato. Insomma, un cerchio che pare si stia stringendo verso il responsabile di questo delitto, ma oggi, come ho detto prima, è il momento del ricordo, il momento della riflessione, un momento che Don Rodolfo appunto ha sottolineato più volte, il fatto di guardare oltre, di non fermarsi al fatto di cronaca, di non fermarsi a questa violenza, ma cercare di subliminarla trovando delle parole che riescano anche a spiegare il perché di tanta efferatezza. Ma tutto questo naturalmente è in questo momento nelle mani della magistratura, alla Chiesa e alla comunità, e il compito invece di ricordare in maniera positiva, in maniera serena, questa donna che è stata uccisa al momento senza ancora un perché. E con questo a te la linea. Grazie Lucio per questo collegamento. Da Treviso andiamo a Vicenza dove c'è preoccupazione tra i cittadini dopo la notizia trapelata nei giorni scorsi che riguarda il rafforzamento americano delle batterie di missili per la difesa aerea. Luisa Bertini assieme a Simone Squarcina questa mattina ha sentito cosa ne pensano appunto i cittadini. Sentiamo. Non si placa a Vicenza la polemica e la preoccupazione relativa all'annuncio del rafforzamento USA delle batterie di missili per la difesa aerea. Appunto si tratta di missili a corto raggio che saranno depositati anche nelle caserme vicentine. Abbiamo sentito che cosa ne pensano i cittadini. Missili a corto raggio che saranno portati nelle basi USA anche del Vicentino, che cosa ne pensa? C'è paura, c'è preoccupazione? Un po' di preoccupazione c'è sempre, naturalmente con le notizie che ci sono in giro e le guerre in corso chiaramente non è una bella notizia, quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Non che qui siamo stati sempre disarmati piuttosto che sprovvisti di truppe o di quant'altro, però insomma la situazione attorno non è la più favorevole. Un po' di pericolo c'è, però ormai la base americana, gli americani sono parte integrante della popolazione vicentina, quindi questo è il prezzo che si paga. Insomma. Sicuramente le armi non sono apprezzate, cioè si vorrebbe scongiurare il più possibile guerre e qualsiasi altra cosa di questo genere, e quindi di conseguenza bisogna vedere la finalità, ecco il motivo per cui, con quale spirito viene fatto tutto questo. Non può non esserci preoccupazione di fronte a questa escalation, non si può rimanere indifferenti. Vanno bene, ci servono in questo momento. Perché? Perché la Russia è in pericolo, è un pericolo. Allora guardi, la mia opinione è solamente una, le armi insomma anche no per me, e quindi tutto quello che può essere risolutivo è solamente con il dialogo e con l'apertura all'altro in ogni caso. Le armi per me no, solamente questo mi sento di dire. Ma preoccupazione non ce n'è a mio parere, anche perché sono missili a corto raggio e comunque Vicenza convive già da mo' con gli americani, quindi sappiamo che è una città sotto il profilo militare importante per la difesa dell'Europa. Per quanto riguarda la difesa dell'Ucraina, io credo che sia corretto impegnarsi affinché non ci siano degli stati che, usufruendo della forza, impongano le loro necessità. È altrettanto vero che, dato il tempo trascorso, le vite umane che si sono spese sino ad oggi, ci debba essere un impegno politico alla fine di arrivare ad una pace, perché nel bene sia dell'Ucraina sia della Russia e anche dell'Europa ovviamente. Dopo la tragedia di domenica sul Brenta, costata la vita a 2 persone che sono state risucchiate dalla corrente, si continua a parlare della sicurezza in questa spiaggetta. Alex Giuliano è tornato stamane a Campo San Martino. Vediamo.
Tanta gente sulla spiaggetta in riva al Brenta, siamo a pochi passi dal Ponte Vecchio di Bassano, tanta gente che cerca qui il ristoro per la calura, per le temperature di questi giorni. C'è chi ci viene da oltre 30 anni, c'è invece chi, come qualche turista, ha scoperto questa piccola oasi bassanese proprio in questi giorni, proprio in queste settimane. Ma negli occhi di tutti c'è ancora la tragica notizia dei 2 ragazzi che hanno perso la vita a Campo San Martino, trascinati dall'acqua del fiume Brenta. Ebbene, qui non ci sono cartelli di divieto di balneazione, la situazione, nonostante la corrente del fiume, è sotto controllo, sono in tanti a decidere di fare il bagno, ma sempre mettendo al primo posto la sicurezza. Come vede, sì, non corro nessun rischio e non mi azzarderei mai a fare nient'altro che stare qui in riva. Lei vede magari qualche bagno un po' azzardato? In queste zone l'anno scorso, quando non c'era la corrente che c'è quest'anno, i ragazzi facevano il bagno, ma non era pericoloso evidentemente, infatti non è successo niente di grave. Quest'anno la situazione è diversa e quindi bisogna stare oltremodo attenti. Bisogna stare attenti, prestare sempre attenzione. Molto attenti, perché come vedi tu stesso non si può scherzare. Lei non ha visto persone che hanno, diciamo, osato sfidare la corrente? Io per il momento no. Lei vede tanta gente che fa il bagno qui nel fiume? Beh, tantissima no, però ce n'è, quelli più bravi lo fanno, perché ci vuole sempre comunque la giusta precauzione, perché ci sono correnti che sono pericolose. La corrente è forte in questo tratto, quindi meglio andarci con cautela sicuramente. Lei ha visto magari qualcuno che ha sfidato la corrente o sono tutti prudenti? No, oggi ho visto solo magari ragazzi che si bagnano i piedi o fino alle ginocchia, quindi tutta gente prudente oggi fino adesso, speriamo. Siamo qui stiamo facendo un giretto qui per Bassano, quindi siamo venuti qui per prenderci un po' d'arietta per il caldo, ecco. Sempre in sicurezza, sempre senza sfidare, diciamo, la sorte? Ma ovvio, anche perché mi hanno sempre insegnato a non fare mai cose pericolose, anche da bambino, e quindi sono cresciuto con questa mentalità di stare al sicuro, diciamo. Questa è la situazione dunque a Bassano del Grappa, e mentre si è acceso nuovamente il dibattito anche in regione tra favorevoli e contrari alla chiusura della spiaggetta di Campo San Martino dove si è verificata la tragedia di domenica, il vice sindaco del paese Paolo Tonin porterà in giunta la sua idea di creare una bacheca con le foto delle persone che lì sono annegate. Un'oasi di pace e relax che si trasforma in luogo di morte, tanto che chi vive lungo il Brenta chiama la morta il tratto di fiume a ridosso della cascata dove domenica hanno perso la vita Ramesh Ganegedara e chi ha tentato di salvarlo, Stefan Cristoiu. Mentre in regione si discute se chiudere o meno ogni accesso e il tema si allarga a tutte le numerose insenature sabbiose lungo l'asta del fiume, nel comune di Campo San Martino il vice sindaco Paolo Tonin porterà questa proposta agli amministratori. Questo pensiero, diciamo, ecco, poi è tutto da verificare se è realizzabile. Mi è venuta un'idea di fare un'operazione in quella zona sul tipo di quella che vengono fatte nelle nostre strade per i morti causati dai sorpassi, dai giovani, quindi recuperare le foto dei morti annegati in quella zona là, eventualmente creare una piccola bacheca con delle scritte a deterrente, proprio perché chi arriva in quella zona si preoccupi sia consapevole che si trova una zona a fortissimo rischio. Ramesh e Stefan sono solo le ultime vittime delle acque del fiume. Solo lo scorso anno a perdere la vita un giovane tunisino esperto nuotatore, e tanti pensano ai salvataggi fatti o ai volti di persone che non ci sono più.
Il divieto di balneazione è presente nella rampa di accesso alla spiaggetta, da valutare sicuramente la presenza di un numero maggiore di cartelli. E dai giovani annegati alle tragedie della montagna, tanti drammi legati all'inesperienza nei confronti della natura che cambia. Ne ha parlato ieri sera ospite a Ring Mauro Corona. La natura uccide, cioè noi stiamo parlando, abbiamo appena vissuto purtroppo una tragedia che è quella del Natisone, che ha sconvolto un po' tutto il mondo, i 3 ragazzi, Patrizia, Bianca e Christian. Purtroppo nelle ultime ore di nuovo il Brenta nel Padovano. Anche qui c'è una cultura da fare sul rischio dei fiumi che manca, non bastano i cartelli. Che cos'è rispetto a chi in montagna faceva il bagno sempre nei fiumi per abitudine? Prego, Corona. No, allora dobbiamo fare i conti con un cambiamento di clima assolutamente brutale, repentino, sono circa 20 anni, anche 30 che ha cominciato. Quindi dal nostro mite clima mediterraneo, che era il vanto dell'Italia, siamo passati a un clima tropicale, quindi valanghe d'acqua improvvise anche qui, quindi dobbiamo fare i conti con questo. E non siamo preparati, ma non solo noi mentalmente, ad aspettarci il dramma, ma non è preparata la natura, non è preparata la città, non sono preparati perché abbiamo cementificato ovunque, abbiamo tappato dappertutto, non si possono tagliare gli alberi dei torrenti perché allora intervengono gli ambientalisti, quindi bisogna lasciare stare la natura. Mai si ricorda, diceva Pessoa, perciò è bella. Non è che dove è venuta l'alluvione la natura si ricorda lì non devo più andare. No, torna e come. E quindi dobbiamo ridisegnare il nostro modo di vivere. Là dove sappiamo che è venuta l'alluvione e che l'acqua era 1,5 metri sopra il locale, lì dobbiamo porre rimedio e non esporre più la roba lì. Lo so che è una tragedia perché non hanno i soldi per mettere al piano più alto o spostarlo. Ma noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui. E poi c'è sempre l'impreparazione, che vedono la natura come una cosa idilliaca. Questi ragazzi che ha citato prima, probabilmente se avessero intuito che stava venendo giù, che sarebbe ingrossata di colpo, ma non hanno preparazione, come quelli che vanno in montagna a scalare. Ma sa quanti incidenti di gente che ha visto scalare sulla pubblicità e s'azzardano su una parete che è terribilmente, un 3° grado t'ammazzi. Ecco, ci vuole una base ormai nelle scuole, io comincerei dall'asilo, ma anche nelle scuole elementari, le medie, guide alpine, l'ho detto prima, addestrare a capire dov'è il pericolo. Ecco, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Tra poco ci collegheremo con la nostra Chiara Gaiani, inviata in provincia di Rovigo per il grave incidente che si è verificato questa mattina e che ha coinvolto un equipaggio del SUEM 118 che si era fermato per prestare soccorso ad un altro incidente. Una vettura è piombata sui sanitari travolgendoli. Il bilancio è pesante, è di 6 feriti. 2 dei quali sono gravi. Ne parleremo tra poco appunto con la nostra Chiara Gaiani. Nel frattempo andiamo nel vicino Friuli Venezia Giulia, dove sono al lavoro da ore i vigili del fuoco per un grosso incendio che è divampato in una fabbrica di surgelati. Siamo ai confini tra Veneto e Friuli, in provincia di Pordenone, ad Azzano Decimo. Dalle 6:10 circa di oggi, mercoledì 17 luglio, i vigili del fuoco di Pordenone stanno intervenendo con squadre, autobotti e autoscale dalla sede centrale dei distaccamenti di San Vito, Maniago e del comando di Treviso per l'incendio di un capannone di circa 2.500 metri quadri di un'azienda operante nel settore alimentare. 35 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto l'interno del capannone, dove ci sono celle frigorifere e 3 furgoni. Le fiamme hanno coinvolto anche la copertura sulla quale è installato un impianto fotovoltaico.
Secondo le prime informazioni sarebbe divampato a causa di un cortocircuito degli impianti refrigeranti e non avrebbe coinvolto persone, provocando invece danni ingenti alla struttura e alle macchine. Una coppia di anziani che vive in un'abitazione adiacente al capannone industriale sarebbe stata subito chiamata e fatta evacuare dal personale dell'azienda in tempo prima che le fiamme raggiungessero la loro abitazione. L'intervento è tuttora in corso per quanto riguarda le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Shock a Ponso, è stato trovato morto Paolo Bellomio, chef di 41 anni, famosissimo in Arabia Saudita, una lunga carriera come cuoco negli yacht, era stato anche giudice per un noto programma televisivo a Dubai. Era al lavoro nello yacht in cui prestava servizio ormai da più di 6 anni, una morte improvvisa che ha lasciato la comunità di Ponso sotto shock. Paolo Bellamio aveva solo 41 anni, residente a Ponso, è morto a largo di Jeddah. A dare la notizia della tragica morte il fratello Simone, contattato dai carabinieri di Ponso ieri sera. Paolo sarebbe dovuto tornare a casa domenica prossima, stava terminando il suo periodo di impiego nello yacht che lo vedeva impegnato ormai da luglio 2018. Si trovava su quell'imbarcazione da almeno 2 mesi e prima di iniziare come d'uso aveva fatto un check-up sanitario. Aveva lasciato l'Italia giovanissimo con il sogno di diventare uno chef di successo. Arrivato a Dubai al Caffè Florian, dove aveva assunto il ruolo di head chef. L'esperienza con Costa Crociere, poi nella cucina del Rosso Restaurant, proclamato il miglior ristorante italiano di Dubai. Nella sua lunga carriera anche la partecipazione come giudice nel programma televisivo Top Chef Arabia. Testimonial per la Peroni per una campagna pubblicitaria pensata proprio per Dubai. Paolo lascia la moglie Grace, thailandese, 2 bambine di 3 e 5 anni, non è escluso che venga disposta l'autopsia per chiarire le cause della sua morte. Ed ora abbiamo in collegamento la nostra Chiara Gaiani dalla provincia di Rovigo. Siamo a Giacciano con Baruchella proprio per parlarvi di questo incidente del quale vi dicevo poco fa. Un equipaggio del SUEM 118 è stato travolto da un'auto, il bilancio è pesante. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, un bilancio molto pesante, 6 feriti di cui 2 in condizioni molto gravi. Erano circa le 8:40 quando un equipaggio della Croce Verde di Adria con l'automedica si è diretto proprio in Transpolesana nel comune di Giacciano con Baruchella per soccorrere i veicoli rimasti, le persone nei veicoli rimasti coinvolti in un incidente. Un tir si era immesso da una piazzola di sosta nella Transpolesana, questa strada che collega la provincia di Rovigo a quella di Verona, che è sempre trafficatissima. Era stato tamponato da una Yaris che a sua volta è stata tamponata da una Panda. Gli operatori erano sul posto quando su di loro è piombata a forte velocità un'Audi con targa tedesca che li ha investiti. Il bilancio appunto è drammatico, gravemente ferito l'autista dell'ambulanza, un uomo di 57 anni di Badia Polesine, che è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona in gravi condizioni, in prognosi riservata anche l'infermiera dell'equipaggio dell'ULSS 5 Polesana, che si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Le altre persone coinvolte nell'incidente hanno ferite che preoccupano meno i sanitari. 2 sono ricoverate nell'ospedale di Legnago, 2 invece a Rovigo. Sull'incidente gravissimo su cui stanno indagando i carabinieri, ovviamente è arrivato un comunicato dell'ULSS 5 Polesana, molto preoccupata per gli operatori coinvolti. Tra i primi a dare notizia di quanto accaduto il presidente del Veneto Luca Zaia, che sta seguendo passo passo l'evolversi della situazione e soprattutto l'evolversi delle condizioni delle persone rimaste coinvolte. Se avrò maggiori dettagli su questo richiederò la linea. Nel frattempo dalla Transpolesana ti restituisco la linea, non prima di aver ringraziato per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende.
Grazie Chiara, buon lavoro naturalmente a te e a Cristian. E noi proseguiamo con la notizia di un altro incidente stradale che si è verificato ieri sera a San Giorgio delle Pertiche, siamo in provincia di Padova. Un motociclista è rimasto incastrato sotto ad un furgone, inizialmente le sue condizioni sembravano davvero disperate, fortunatamente l'uomo sta migliorando. Sentiamo. Con la moto è finito sotto ad un furgone, accaduto ieri sera a San Giorgio delle Pertiche all'incrocio tra via Fornaci e via Momi. Un motociclista di 24 anni di Conegliano, in sella alla sua 125, si è scontrato all'improvviso contro un furgone Fiat Ducato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone in fase di svolta a sinistra non si sarebbe accorto dell'arrivo dal senso opposto della moto. Il motociclista ha tentato una manovra disperata per evitare il mezzo, ma non ce l'ha fatta. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno affidato poi alle cure dei sanitari del 118. Allertato anche l'elisoccorso arrivato da Padova. In un primo momento le condizioni dell'uomo erano apparse disperate, poi con il passare del tempo la situazione è migliorata. Il giovane è stato portato all'ospedale di Campo San Piero, non è in pericolo di vita. Illeso l'autista del Ducato, che è risultato negativo all'alcol test. Furti in abitazione, torniamo a parlare del fenomeno che ha conosciuto nelle ultime settimane una particolare recrudescenza. Alta Padovana presa di mira, un predone è stato arrestato a Cittadella. Cittadella Carabinieri? Buongiorno, ho i ladri in casa di mia mamma. Ma è là la mamma? Lei è là con la mamma? No, la mamma è uscita, mi è arrivato l'alert e li vedo dalla telecamera. La cronaca in diretta al telefono con il 112 grazie alla tempestiva chiamata di un cittadino che dalle telecamere anti-intrusione si è accorto del furto in atto. I carabinieri di Cittadella sono riusciti ad intervenire in tempo e a bloccare uno dei predoni in fuga. Un furto in pieno giorno, quello che si stava svolgendo in una casa di un'anziana signora di Cittadella che in quel momento non era presente. Il figlio riceve l'allerta dall'allarme sul telefono e controlla le telecamere installate. In diretta vede i ladri entrare in casa, sfondare la porta con un piede di porco e iniziare la razzia. L'uomo avverte i carabinieri che in pochi minuti arrivano sul posto, sorprendendo 4 persone con il volto coperto da cappello e bandane. Uno di loro, per assicurare la fuga dei complici, si scaglia contro i militari e viene fermato grazie all'utilizzo del taser. Nel suo zaino è stato ritrovato il piede di porco, il martello e i guanti. Portato in caserma, si tratta di un 29enne serbo senza fissa dimora, ricercato per una condanna a 2 anni e 2 mesi per reati contro il patrimonio commessi nel 2014. È stato arrestato per tentata rapina in concorso e lesioni. I carabinieri ricordano l'importanza della collaborazione dei cittadini in caso di furto. Se poi rientriamo in casa e ci rendiamo conto che la casa è stata visitata dai ladri, non entriamo in casa. I ladri potrebbero essere presenti ancora in casa. Chiamiamo il 112, richiediamo l'intervento di una pattuglia. Se siamo già dentro e ci accorgiamo che la casa è stata visitata dai ladri, anche in quel caso non tocchiamo niente, perché potremmo pregiudicare il sopralluogo di polizia giudiziaria. I furti sono molto frequenti d'estate, le case sono spesso vuote per le vacanze e le finestre aperte per far passare aria e quindi è più facile entrare. Il giorno prima di Cittadella piove di sacco, un altro ladro è stato sorpreso dal padrone di casa mentre scavalcava la recinzione. I carabinieri lo hanno denunciato, è un 38enne moldavo senza fissa dimora. E sentiamo quindi ora nel dettaglio quelli che sono i consigli dei carabinieri di Padova a tutte le persone che magari stanno per partire per le vacanze. Sentiamo. Innanzitutto i malviventi prediligono aggredire delle abitazioni temporaneamente incustodite e questo in un periodo qual è quello estivo tradizionalmente destinato anche alla fruizione delle vacanze può essere un momento di vulnerabilità. Ragion per cui consiglio di affidarsi anche un po' alla collaborazione dei vicini di casa per poter mettere in pratica una vigilanza reciproca delle abitazioni nei momenti di assenza. Un vicino che può anche svuotare la cassetta delle lettere giornalmente in modo da evitare che ci siano evidenze di assenze prolungate. Evitiamo di annunciare sui social network l'intenzione di allontanarsi da casa per periodi medio-lunghi. Evitiamo altresì di comunicare ad estranei, quindi che non facciano parte della nostra cerchia ristretta relazionale, la presenza in casa di sistemi di sicurezza piuttosto che di cassaforti. Consigli sempre utili possono essere poi quello di installare una
una porta blindata, di cambiarne periodicamente la serratura con serratura appunto anti-intrusione. Se abitiamo ai piani bassi installiamo delle grate alle finestre oppure magari installiamo dei vetri antisfondamento. Bersagliata dai ladri anche la Marca trevigiana, notte da incubo a Salgareda dove diverse vie sono state battute a tappeto dai ladri. Tanta rabbia, io ho tanta rabbia veramente, non siamo più a casa nostra, questa non è una vita, non ci lasciano vivere nelle nostre case. Via Dante, via Repubblica, via Soldati, tutto in una sera. Il centro di Salgareda battuto dai ladri, in azione forse la stessa banda, composta da 3 soggetti travisati con cappellini e cappucci, ripresi dalle telecamere dell'abitazione della signora Cinzia in via Dante, dove l'allarme è partito ripetutamente poco prima delle 2 del mattino. Il primo pensiero è stato quello di un malfunzionamento, tanto che ha deciso di staccarlo, poi il sospetto. Sono venuta giù, dalla porta che vedo un po' fuori le ombre, non ho visto nessuna ombra, ho aperto la porta e mi sono trovata in giardino una persona al quale ho detto subito: cosa fai qui, vai via, e lui mi ha detto proprio ha fatto così, sì, e ha fatto il giro della casa. Da là ho capito che c'erano i ladri. Blocchetti delle serrature, rimossi su porte e basculante del garage, aperti alcuni cassetti, portate via un paio di collane. Oro, dice, non ce n'è più dall'ultimo colpo subito, ma in quel caso Cinzia non era in casa. La vice sindaca Carmela Polinedrio è andata a trovarla di persona, una cittadina ma anche un'amica, ci dice. Dispiace quello che sta succedendo ai nostri cittadini, alla Cinzia in particolare, che mi ha chiamato subito per farmi sapere cosa gli è accaduto. Io dico solo questo, di fare rete con il controllo del vicinato, di segnalare sempre, perché è meglio sempre muoverci subito. La polizia locale può ben poco, i cittadini guardano le forze dell'ordine e nel frattempo si organizzano con il controllo di vicinato. E proprio in questi gruppi sono apparse altre segnalazioni, spiega la vice sindaca. Via Soldati, ennesima porta scassinata. Mezzanotte e mezza. E lei cosa ha sentito? Un colpo. Che si è rotto questo, ha acceso la luce e scappati. E ha fatto tempo a vederli? No. Il vicino del signor Roberto ci mostra il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso nel suo giardino i ladri a fine giugno. Abbigliamento e atteggiamenti simili ai malviventi in azione in queste ore. Ma non è finita. Andando ancora a ritroso, poco dopo mezzanotte blocchetto saltato anche alla serratura di una bifamiliare di via Repubblica. Anche qui residenti svegliati dall'allarme. Il padrone di casa, Giorgio Forner, si è presentato alla caserma dei carabinieri a far denuncia e ci racconta che c'era la fila. Mi hanno detto anche che sono dei ladruncoli che si spostano, vengono da fuori, fanno il tentativo e poi vanno via. È la prima volta che vi succede? Sì, per fortuna. E che sensazione è? No, guardi, oggi ho un'ansia che mi scoppia lo stomaco, sinceramente, perché io sinceramente non ho mai avuto paura, non sono una paurosa. Però adesso che ti succede, adesso che ti è successo magari cambia la sensazione. E ladri in azione anche a San Cipriano di Roncade, degli acrobati, dice una residente che se li ha trovati in giardino mettendoli in fuga. Nell'abitazione dietro la sua invece i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo. Ladri acrobati o quantomeno giovani atletici e pronti a tutto, anche a saltare con un balzo un cancello per fuggire nei campi. La zona è quella dell'area industriale di San Cipriano di Roncade, la lunga e stretta laterale di via Longhin che si snoda tra case e capannoni verso la campagna, dove i ladri hanno già colpito nei mesi scorsi. In questa abitazione la padrona di casa, che a tarda sera è salita per chiudere gli scuri del terrazzino, si è ritrovato un malvivente accovacciato sotto la finestra. Io pensavo di averli cacciati, che erano già sopra da me, però secondo me a questo punto stavano per entrare. Io li ho disturbati perché alzando la zanzariera uno ce l'avevo di fronte fuori dal cancello e quindi ha allertato per me l'altro si era in piedi che magari stava salendo tramite comunque macchine che appunto sono sotto, e per me in un salto sarebbe già venuto sul terrazzino, perché comunque come io l'ho visto saltare il cancello è una cosa fenomenale.
Cioè, gli era già capitato? No, però la zona qua è presa d'assalto. Vistisi scoperti, i 2 giovani si sono dunque dileguati senza riuscire a entrare in casa. Una fuga fulminea, sul cancello ancora i segni delle suole. Questa è di una scarpa e questa è di un'altra, perché questa è tutta a righe, invece questa ha anche dei quadrettini, le scarpe da ginnastica. Quindi è da qua che abbiamo capito che erano in 2. Nell'abitazione dietro a questa altre impronte, stavolta sul muro della facciata che dà sui campi. I ladri sono saliti sui bancali in legno per raggiungere le finestre del primo piano, mentre la padrona di casa era all'opera in cucina. Ci siamo accorti dopo, quando abbiamo avuto la segnalazione dai vicini. Mia mamma è entrata in camera perché hanno toccato sulla camera e ha visto la zanzariera tirata su, i cassettini aperti un pochettino, hanno portato via qualcosina, niente di particolare. E dopo sono andati via, non so perché, se era mia mamma o perché non hanno trovato nulla, sono andati via. Comunque non se li hai trovati davanti? Fortunatamente no. Però mia mamma non ha dormito stanotte. In zona la mattina era stato notato un giovane a bordo di un'auto scura che, sostenendo di essere un addetto della rete elettrica, aveva effettuato un sopralluogo. Un giro che vi è sembrato sospetto? Sì, però non hanno preso giù il numero di targa, quindi... Senta, è una zona un po' battuta questa, Ultimamente sì, la gente adesso ha un po' paura. Ed ora chiudiamo per qualche minuto la pagina della cronaca, la riapriremo successivamente, la chiudiamo per aprire una parentesi relativa alla tariffazione dei rifiuti dopo le numerose richieste che ci sono arrivate anche da parte di voi telespettatori di chiarire questa questione. Stiamo parlando delle tariffe per gli ecocentri nel consorzio di bacino Priula, siamo quindi in provincia di Treviso. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Franco Bonesso, che è vicepresidente del Consiglio di Bacino Priula, nonché sindaco di Trevignano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, che cosa è successo? Lo spieghiamo molto sinteticamente. Erano state riviste le tariffe per quanto riguarda gli accessi agli ecocentri e nelle ultime settimane diversi cittadini si sono ritrovati degli aumenti davvero considerevoli in bolletta, perché avevano sforato il numero di tetti massimi, diciamo, compresi nella bolletta dell'asporto rifiuti per il conferimento dell'immondizia all'ecocentro, con alcuni casi estremi anche di alcuni pensionati che magari si occupavano di tenere pulita dalle foglie la loro strada e magari si recavano anche 2 o 3 volte a settimana all'ecocentro a portare la ramaglia e si sono visti aumentare di 200-300 euro, anche di più, la bolletta. Allora, vicepresidente, se questo, diciamo, è il quadro, che cosa avete deciso di fare? Allora, intanto bisogna fare una premessa e spiegare le motivazioni per cui avevamo messo un limite al numero di volte che si conferisce all'ecocentro. Era stata fatta un'analisi di quante volte le utenze si recano all'ecocentro a conferire i rifiuti riciclabili o meno riciclabili, e si aveva visto che 3,5 volte all'anno è la media delle utenze, e c'erano alcune situazioni in cui gli accessi agli ecocentri erano molto elevati. Noi abbiamo una tariffa puntuale nel Consiglio di Bacino, in pratica in tutta la provincia di Treviso, nei 2 bacini, che va a commisurare il quantitativo del pagamento della tariffa rispetto a quanto servizio noi chiediamo al servizio pubblico, e quindi avevamo impostato con un numero di 35 conferimenti presso l'ecocentro compresi in tariffa, come abbiamo anche i votamenti minimi, che sono il numero di abitanti più 1 già pagati nella bolletta. Purtroppo è successo che nel 2023 abbiamo messo la regola e non siamo riusciti a comunicarla adeguatamente alla cittadinanza, e quindi sono emerse situazioni anomale. Allora, alcuni sono, come ha ben indicato lei, alcuni pensionati, alcuni volenterosi che erano abituati a raccogliere le foglie e
anche con un piccolissimo quantitativo conferirli all'ecocentro. Dopo ci sono anche i furbetti dell'ecocentro, cioè quelli che svolgono lavori spacciano per domestici rifiuti domestici che non lo sono, perché avete visto sui dati che abbiamo mandato nel comunicato stampa, ci sono enormi accessi di alcune persone. Ecco, noi con lo spirito di non far pagare a chi non va mai all'ecocentro, anche chi va molte volte, il servizio di chi va molto all'ecocentro, avevamo fatto questa norma anche per incentivare la cittadinanza ad andare all'ecocentro con un numero corretto di volte. Chi invece produce più rifiuti e ha bisogno di conferire molto più materiale ha la possibilità di farlo a una tariffa aggiuntiva di 6 euro ogni volta che accede all'ecocentro. Ecco, l'Assemblea dei Sindaci, quando si è resa conto che i cittadini non sono stati informati, ha deciso che per il 2023 di sanare la situazione e quindi di andare a non considerare queste tariffe aggiuntive sia per le utenze domestiche che per le utenze domestiche, in modo da, nella buona fede, dire va bene, non abbiamo informato, andiamo a sistemare le cose. E contestualmente anche per il 2024 ha aumentato il numero di conferimenti già compresi, visto che le regole sono uscite ad aprile, per dar modo un po' alla popolazione di adeguarsi con calma a quelle che erano le nostre previsioni, le nostre aspettative di accesso al servizio. Ecco, quindi allora adesso diciamo quante sono le tariffe comprese in bolletta? 75, allora ne avevamo impostate 35 e lo abbiamo aumentato in modo considerevole, insomma, 75 volte in un anno. Diciamo che è più di una volta. Anche il pensionato volonteroso, diciamo, dovrebbe starci dentro. Una volta e mezza a settimana, che così ci capiamo, no? Una volta e mezza alla settimana si può accedere gratuitamente all'ecocentro. Poi è chiaro che quando predisporremo a fine anno le tariffe per l'anno prossimo, valuteremo a 360 gradi anche con i dati, con quello che avremo monitorato in quest'anno e decideremo di conseguenza per gli anni successivi. Ecco, tra le varie richieste che ci sono arrivate anche dai telespettatori, Vicepresidente, c'è quello comunque di un incremento di quella che è la bolletta dal 2020 ad oggi, insomma l'incremento annuale c'è stato, anche con un po' di confusione con l'aggiunta in bolletta di qualche voce che prima non c'era, tariffa ambientale. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? No, allora, e perché questo aumento? Allora, stiamo parlando delle tariffe del 2023, quando abbiamo dovuto andare a recuperare un Istat importante, come hanno fatto tutti gli altri servizi, e quindi abbiamo dovuto aumentare nel piano economico finanziario dell'8% quelli che erano le necessità per far fronte al costo del servizio. Già per il 2024 l'abbiamo già ridotto del 2% e rimarrà fermo anche per il 2025, quindi nel 2024 e 2025 i costi si sono abbassati, non dell'aumento che avevamo fatto. Ecco, il problema è della percezione degli utenti. Noi negli 2 anni precedenti, quindi 2021 e 2022, abbiamo agevolato le utenze perché avevamo i fondi Covid. Il governo centrale ha trasferito ai comuni dei fondi per alleviare il costo delle tariffe dell'asporto dei rifiuti, quindi della tariffa ambientale, tutti i comuni. I comuni non potevano fare altri servizi con questi soldi e giustamente li hanno trasferiti al Consiglio di Bacino Priula, che ha abbassato le tariffe in quei 2 anni. Quindi cosa abbiamo ottenuto? Cioè, cosa è successo? Abbiamo dovuto aumentare le tariffe dell'8%, ma non quelle percepite nel 21 e 22 dai cittadini, quelle del 2020. Quindi, come sempre, quando si abbassano le bollette
molte volte non ci se ne accorge, no? Quando si aumentano invece ce ne accorgiamo bene, io per primo, però il delta, cioè quindi la differenza, è stata grande perché non c'è più stato il contributo del Covid. Poi abbiamo modificato l'impostazione della bolletta per renderla ancora più puntuale, cioè più conforme, per cercare di far capire meglio agli utenti cosa facciamo e per che cosa sta pagando. Allora, la differenza sostanziale, una importante, che è stata fatta con l'ultimo passaggio, è stato quello di dividere in due il costo dell'ovvuotamento, no? Prima veniva considerato solo un costo unico per il vuotamento del bidone del secco. Oggi, siccome abbiamo i vuotamenti minimi, come ne parlavamo prima, no? Per esempio la mia famiglia, ne siamo in 4, ho 5 vuotamenti già pagati, se io che li facessi o non li facessi non cambiava niente, ma siccome ci sono molte utenze che sono sotto gli utenti, cioè sotto i vuotamenti minimi, cosa abbiamo detto? Se uno fa un vuotamento, cioè fa vuotamenti meno dei minimi, non gli addebitiamo quella quota relativa allo smaltimento del secco. È una piccola cosa, ma è un segnale che abbiamo dato per andare maggiormente incontro al principio chi più inquina paga. Quindi se io sono stato più bravo perché sono stato sotto i minimi, ho un piccolissimo sconto. Poi siamo andati a specificare con la tariffa ambientale, che sono tutti quei servizi indivisibili, no? Perché non è che possiamo misurarli solo con il quantitativo di rifiuti che uno va a conferire, che va dagli spazzamenti stradali, dalla gestione complessiva degli ecocentri, dalla gestione di tutte quelle cose. Anche paradossalmente, se io non producessi rifiuti perché sono bravissimo, ma ho diritto e il dovere di contribuire perché la mia città resti pulita, no? Perché se nessuno fa il servizio, perché io non produco rifiuti e gli altri lo producono, il sistema non sta in piedi. Tant'è vero che chi ha una tariffa modello vecchio pagava in base ai metri quadrati, indipendentemente che producesse o non producesse rifiuti. Ecco, la nostra ha cercato negli anni di essere il più equa e più giusta possibile rispetto all'obiettivo. Certo, c'è una parte di servizi che sono indipendenti dal fatto che io faccia o non faccia rifiuti a casa mia. Certo, come appunto lo spazzamento delle strade. A proposito dello spazzamento delle strade, Vicepresidente, un flash, anche questo che ci è stato segnalato dai nostri telespettatori: è possibile avere finalmente anche nel vostro puntualissimo calendario il giorno di spazzamento delle strade, che potrebbe agevolare molti nello spostare la macchina, nel togliere i cassonetti, magari nel evitare. Ecco, questa è solo una segnalazione che ci è stata fatta dai cittadini, un flash. Allora, diciamo che è un po' complicato perché mentre probabilmente per il centro storico la cosa è più facile, perché i passaggi sono tutti andiamo in centro, tutti sporchiamo il centro, e quindi è una programmazione fatta molto puntuale. Molte altre strade sono sì programmate, ma poi vengono modificate in base alle esigenze che i sindaci poi trasferiscono al gestore. Quindi impegnarci oggi in tutto il territorio enorme del Consiglio di Bacino Friula, che coinvolge 550.000 abitanti, è uno sforzo un po' grande di programmazione che sarebbe poi probabilmente in molti casi disatteso. Bene. Per il centro storico posso trasferire questo input e proviamo a vedere se si può fare qualcosa. Però, grazie, allora, però non garantisce sapete che niente. interviene il sindaco e ci chiama e dice guarda che è sporco, e noi dobbiamo per forza pulire lo stesso, giustamente, quindi non è un servizio di così facile programmazione, anche perché noi siamo abituati ad avere un territorio molto pulito. No, su questo invito tutti i cittadini a fare una riflessione o guardare quando si muovono in altre realtà, e quindi l'attenzione di tutti i sindaci è molto
puntuale nel fatto che si pulisca subito quando c'è sporco. Certo, diciamo anche che anche i cittadini hanno il loro merito, visti quelli che sono spesso i risultati, no, dei comuni ricicloni. La provincia di Treviso si colloca quasi sempre ai vertici nazionali, quindi vuol dire che c'è una grande sensibilità anche della popolazione. C'è una grande sensibilità, e vorrei aggiungere su questo che bisogna senz'altro ringraziare, perché i risultati che abbiamo ottenuto è perché abbiamo della popolazione molto sensibile e che è un dovere morale, civico e anche di legge fare la raccolta differenziata, e vi assicuro che se oggi non facessimo una raccolta differenziata di questo livello noi pagheremmo molto di più di quello che oggi paghiamo. Purtroppo noi siamo abituati a confrontarci solo con noi stessi per quanto riguarda le tariffe, no? E quindi ci sembra di pagare tanto un servizio invece che è assolutamente concorrenziale con le tariffe di tutti in Italia. Grazie allora Franco Bonesso, vicepresidente del Consiglio di Bacino Priula. Ricordiamo proprio velocemente per chi ci sta ascoltando che queste tariffe prevedono dunque per lo svuotamento del secco, tanti svuotamenti compresi in tariffa per quanti sono i membri del nucleo familiare più 1, quindi una famiglia di 4 persone ha 5 svuotamenti compresi in bolletta, dopodiché paga 10 euro giusto a svuotamento del cassonetto. Qualcosa in più, dello svuotamento del secco, mentre per quanto riguarda il conferimento di rifiuti in ecocentro, gli accessi all'ecocentro, a prescindere dalla quantità di rifiuto che viene conferita, è di 75 all'anno. Ho detto giusto? Sì, con le nuove regole messe in atto lunedì dall'Assemblea dei Sindaci. Bene, grazie mille ancora Franco Bonesso, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi dell'opportunità di spiegare. Grazie, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca per parlare di nuovi arresti per droga che sono stati messi a segno nelle ultime ore a Padova, soprattutto in zona stazione. Sentiamo. Pesava più di 5 grammi l'ovolo di cocaina che uno spacciatore tunisino di 23 anni ha tentato di ingoiare ieri pomeriggio per evitare l'arresto da parte degli agenti della questura di Padova. Tutto è accaduto a ridosso della stazione. L'uomo, già noto alla polizia, dopo aver tentato la fuga ha provato a eliminare le prove ma è stato bloccato dagli agenti che gli hanno sequestrato anche 1.000 euro in contanti. Agli arresti anche altre 2 persone, un'italiana di 60 anni, in passato legata alla Mala del Brenta, che deve scontare una condanna definitiva di 4 anni e 6 mesi di carcere, e un nigeriano di 35 anni che dovrà passare ai domiciliari 8 mesi. E torniamo ora a Venezia per parlare della bufera giudiziaria e politica che si è abbattuta sulla città dopo l'indagine coordinata dalla Procura di Venezia, che ha visto tra gli altri arrestato l'assessore Boraso ed indagato il sindaco Luigi Brugnaro. Oggi pomeriggio ci sarà consiglio comunale che si preannuncia davvero con un dibattito molto acceso, previste anche delle manifestazioni di cittadini che chiederanno le dimissioni del sindaco, dimissioni che il sindaco ha già detto di non voler fare. Ma ci colleghiamo subito con Cafarsetti, con il nostro Filippo Fois assieme a Nicoletta Rizzetto. A te Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea di fronte a Cafarsetti, sede del Consiglio Comunale di Venezia. Come vedete sta già iniziando ad arrivare gente. Il Consiglio Comunale è stato convocato per le 14, quindi teoricamente dovrebbe cominciare tra circa 3/4 d'ora. Possiamo già dire che a Venezia c'è una lunga tradizione di ritardi in questi casi, per cui prevediamo che inizierà anche questa volta con almeno 3/4 d'ora di ritardo. Al di là di questo, le persone che vedete qui sono rappresentanti di comitati, di associazioni cittadine, dei centri sociali, quali manifestano
manifesteranno durante il Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro. Come detto, la stessa richiesta è stata fatta dai gruppi d'opposizione a partire dal gruppo maggiore che siede tra i banchi dell'opposizione a Caffarsetti, che è quello del Partito Democratico. Brugnaro ha già fatto sapere che questa richiesta non verrà naturalmente accolta. Questa mattina a Mestre c'è stato un vertice di maggioranza per decidere la linea. La linea è quella di andare avanti. Brugnaro si è incontrato con i partiti che sostengono la sua giunta, quindi non solo la lista Brugnaro, ma anche i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e della Lega. Quello che deve cominciare tra poco è un Consiglio Comunale che è stato convocato da tempo per l'approvazione del bilancio, un'autentica maratona che dovrebbe proseguire anche domani e dopodomani. Naturalmente però prenderà il sopravvento l'argomento del giorno, quello dell'indagine della Procura e della Guardia di Finanza. Su quello che capiterà, naturalmente noi vi daremo notizie anche in diretta. È previsto un clima molto infuocato. C'è da dire che poi ci sono delle riflessioni dal punto di vista politico che si stanno facendo in questo momento. Ci si domanda quanto possa andare avanti a questo punto la maggioranza che sostiene Luigi Brugnaro, e da questo punto di vista gli occhi sono puntati sugli alleati, quindi la Lega e Fratelli d'Italia, due partiti che non nascondono la volontà di presentare il prossimo candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Venezia. A tal proposito c'è stata anche un'affermazione di Raffaele Speranzone, senatore di Mestre e tra i candidati possibili per la successione a Brugnaro, il quale ha detto che, naturalmente fatte salve tutte le garanzie di questi casi, Fratelli d'Italia non farà sconti sulla legalità. Queste sono affermazioni che naturalmente bisognerà vagliare non certo domani o dopodomani, ma probabilmente sulla lunga distanza, nelle prossime settimane o forse nei prossimi mesi, a seconda di quelle che sarà l'evoluzione dell'inchiesta giudiziaria che sta portando avanti la Procura. Io direi che per ora da Venezia è tutto e vi restituisco la linea. Ecco Filippo, scusami, volevo farti una domanda prima di chiudere questo collegamento, se mi senti. Filippo? No, non mi sente più Filippo. Niente, allora andiamo avanti con il telegiornale. Restiamo a Venezia con la cronaca giudiziaria, perché ieri c'è stata una sentenza importante, molto attesa, quella del processo alla cosiddetta mala del Tronchetto. Non fu associazione mafiosa, l'ha stabilito il collegio del Tribunale di Venezia, che appunto ieri pomeriggio in aula Bunker, lo stiamo vedendo nelle immagini, a Mestre ha letto la sentenza di primo grado del procedimento che vedeva imputate 52 persone. La procura aveva chiesto, tra gli altri, 27 anni di carcere per l'80enne Boato e per il 76enne Pattarello, ritenuti ai vertici dell'associazione. Sono stati condannati rispettivamente a 22 anni e 7 mesi e a 15 anni e 7 mesi. Cade però l'accusa prevista dall'articolo 416 bis del Codice Penale. Ci fu associazione criminale ma non di stampo mafioso. Nel complesso le condanne riconosciute dal Tribunale ammontano a 133 anni. Al termine della requisitoria la Procura aveva chiesto poco meno di 500 anni complessivi di pene. L'impianto accusatorio è stato dunque pesantemente ridotto da parte del Tribunale, 24 in totale le assoluzioni. È stata dimessa ieri l'ultima persona ferita nella strage del bus di Mestre. Si tratta della piccola Anastasia, una bimba di 4 anni che era stata ricoverata nel reparto grandi ustioni dell'ospedale di Padova. È stata sempre accudita dalla mamma, che ieri ha detto: è un giorno bellissimo. Sentiamo le sue parole. Да. Анастасия потеряла папу, поэтому я стараюсь быть сильной для нее. Anastasia ha perso il papà, perciò io devo essere forte come la mamma per la mia figlia. Scusate per l'attimo. Scusa. Oggi però è un giorno bello. Сегодня хороший день, правда? Sì, grazie. Per Caterina è un giorno bellissimo. La sua piccola Anastasia dopo 9 mesi esce dall'ospedale. Le lacrime questa volta sono di gioia dopo il dolore immenso provato quella drammatica notte del 3 ottobre tra le lamiere e il fuoco dell'autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre al rientro da una gita a Venezia.
Quella notte Caterina ha perso il compagno Dimitro. Lei è rimasta ferita e per la sua Anastasia di 4 anni è iniziato un lungo percorso di cure al reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. La complessità di questi pazienti purtroppo non consente veramente di avere fino all'ultimo la certezza, perché ci sono sempre complicanze che possono intervenire dopo traumi così complessi. In questo caso siamo tranquilli, ripeto, la mamma la porta per mano. La piccola bimba ucraina in questi mesi è stata sottoposta anche a 2 interventi chirurgici per i traumi cranici riportati durante lo schianto. Abbiamo avuto quelli che vediamo sono 2 traumi molto importanti e l'aspetto più complesso della gestione è quello sicuramente gestito dal dottor Azzena, ma il trauma cranico che purtroppo ha riportato era molto grave e in quel momento era assolutamente l'altra componente che metteva a forte rischio la vita, tant'è vero che siamo intervenuti acutamente proprio poche ore dopo che è arrivata qui, quindi ancora in una fase assolutamente di instabilità. Il periodo più difficile di questo percorso, per nulla scontato e sempre pieno di incognite, è quello in terapia intensiva, giorni lunghi e dolorosi a cui però è seguita la gioia per il successo delle cure. I giorni in cui Anastasia ha cominciato a svegliarsi e in quel momento la mamma ha cominciato ad essere vicino a lei perché è uscita dalla sua ospedalizzazione. E quelli sono i giorni che ci restano per fortuna più nel cuore, Anastasia che comincia a parlare con la mamma, a guardare la mamma e che rimane una bambina comunque serena in tutto quello che la circondava e quello che le era successo. I medici, gli infermieri, gli OSS sono diventati una seconda famiglia per Caterina e la piccola Anastasia. La forza di questa mamma è stata a sua volta una medicina fondamentale per la ripresa della bambina che il 9 luglio in reparto ha potuto festeggiare i suoi 5 anni. Con la torta, i palloncini e la musica. È bello aver rivisto il sorriso nel viso di questa bambina dopo 9 mesi e qualche giorno appunto di ricovero nel nostro ospedale. È stato possibile questo risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Nell'immensa tragedia della strage di Mestre, la storia a lieto fine di Anastasia è stato un raggio di sole e ora mamma e figlia potranno tornare a casa insieme, mano nella mano. Torniamo ora a parlare del caso che nell'ottobre del 2022 fece il Giro d'Italia, quello della professoressa Maria Cristina Finatti, colpita con dei pallini di gomma da un alunno all'epoca 14enne. Ebbene, la Procura di Venezia ha archiviato il procedimento nei confronti della classe che assistette e non intervenne a difendere l'insegnante. La Procura dei minori di Venezia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla classe di Rovigo che assistette all'aggressione della docente con pallini di gomma. Di fatto il reato non è stato riconosciuto. Maria Cristina Finatti, docente di scienze e biologia all'Istituto Viola Marchesini, era stata colpita l'11 ottobre 2022 alla testa e al volto con dei pallini sparati da un loro compagno con una pistola a giocattolo davanti a tutti gli altri. La scena era stata ripresa da un altro studente e finì sui social. Un procedimento fu aperto contro la classe che aveva assistito alla scena senza però fare nulla. Per i compagni il processo resta in piedi. Il 14enne che bersagliò la docente, il ragazzo che riprese la scena con il cellulare e l'altro che fece sparire l'arma. All'indomani dei fatti era scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio a carico dei 3 14enni ritenuti dalla Procura dei minori autori del fatto. La docente l'8 gennaio dell'anno seguente decise di querelare tutta la classe per diffamazione a mezzo social. Le scuse collettive alla docente arrivarono a fine gennaio, ma non vennero accettate dalla stessa perché ritenute forzate. Frana sull'Alemannia, ieri mattina il tavolo tecnico tra tutti gli enti coinvolti sul Fadalto. Le ruspe stanno lavorando incessantemente per sgombrare i detriti, mettere in sicurezza la strada e riaprirla il prima possibile. ANAS ipotizza, se non vi saranno degli imprevisti, siano necessarie tra le 3 e le 4 settimane ed è stata ripristinata ieri anche la viabilità ferroviaria. Si è parlato naturalmente anche dei risarcimenti per i residenti che essendo chiusa l'Alemannia sono costretti a prendere l'autostrada.
andiamo incontro a dei tempi limitati rispetto al ripristino della strada. Tra le 3 e le 4 settimane, questo è il tempo ipotizzato nel corso del tavolo di coordinamento per la riapertura della statale Alemagna, chiusa dopo le frane di venerdì scorso, un incontro al quale hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, Regione Veneto, ANAS, Autostrade e Ferrovie dello Stato, oltre ai comuni di Vittorio Veneto e Alpago. Un tempo lungo, ma certo molto meno di quanto si era ipotizzato nell'immediatezza dell'enorme colata di sassi e fango. La linea ferroviaria è stata riaperta stamane, anche se ci sono stati ancora dei ritardi nei collegamenti da e per il Bellunese. Rimangono i disagi per gli abitanti di Fadalto, costretti a prendere l'autostrada e pagare il pedaggio, oltre che subire gli effetti del traffico nei fine settimana. Io ho riportato appunto i disagi che stanno vivendo i cittadini del Fadalto rispetto al loro obbligo di prendere l'autostrada ogni giorno, e su questo noi come amministrazione ci impegneremo in quanto prima a vedere un regolamento, un iter che ci possa portare a quantomeno un rimborso, un ristoro delle spese che i cittadini del Fadalto stanno affrontando nel prendere l'autostrada. Nell'incontro si è parlato anche del maxi progetto da 40 milioni di euro per la costruzione di gallerie paramassi che dovrebbero mettere in sicurezza definitivamente l'Alemagna. Un intervento che ANAS farà nei prossimi anni di sistemazione di gallerie paramassi, e quindi voglio dire l'Alemagna sarà messa in sicurezza grazie a un maxi intervento da parte di ANAS. Nel frattempo si sta ipotizzando un meccanismo risarcitorio per i residenti, visto che purtroppo gli smottamenti continueranno a ripetersi finché non verrà realizzato un intervento risolutivo. L'assessore e vicepresidente della Regione Elisa De Berti ha garantito l'impegno di trovare con il MIT di concessionari autostradali soluzioni alternative per attivare in modo rapido l'esenzione dal pedaggio o il ristoro dei costi. È stata istituita ieri in Consiglio regionale del Veneto la giornata dell'autonomia, fissata per celebrare ogni anno il referendum del 2017. La proposta è stata approvata con i voti della maggioranza, mentre dopo un acceso dibattito le opposizioni sono uscite polemicamente dall'aula e non hanno votato. Una polemica che è stata ribadita ieri sera a Ring, quando la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa ha usato toni molto forti sul referendum e sulla riforma. Sentiamo. Mi sembra assurdo che si arrivi a voler istituire una giornata di ricordo per celebrare quello che secondo me è stato un referendum truffa, perché intanto non è stato sicuramente quello a dare l'input a Calderoli, era un quesito a dir poco tautologico, tanto che io per la prima volta in vita mia quella volta feci campagna per l'astensione, rivendicando l'inutilità e lo spreco di denaro pubblico che costituiva quel sente veneta, onorevole, si sente veneta? Guarda, io mi sento veneta, ma non mi sento, guarda, si non mi sente interrompa. veneta? Non mi interrompa. Si sente di rappresentare i veneti? Aspetti, Sandora. Non mi interrompa. Aspetti, fermi, dai, che abbiamo pochissimo. Guarda, referendum truffa è un titolo forte, cioè, una dichiarazione forte. Assolutamente sì, e anche autonomia truffa, perché mentre l'autonomia potrebbe essere un'istanza di valorizzazione delle peculiarità di ciascun territorio, l'autonomia di Calderoli non è mica questa cosa qui. Innanzitutto non c'è una risorsa per garantire un quadro generale di uguaglianza che renda sostenere. Voglio ben vedere, perché se si racconta ai veneti che questa autonomia ci farà comodo, secondo me si dice una bugia. Ma perché lei non accetta il risultato della maggioranza dei veneti? Mi spieghi questo? Lei è una rappresentante dei veneti, no? Lei perché non accetta un risultato di un referendum elettorale che è stato svolto, che è stato pagato interamente dal Veneto, perché il governo centrale rappresentato da Renzi l'ha fatto pagare interamente dal Veneto, non ci ha dato neanche la tessera elettorale, ha messo i bastoni sulle ruote fino all'ultimo momento. Questo dunque è l'acceso dibattito ieri sera a Ring, che chiude questa edizione, questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo, poi torna l'approfondimento con la CGIL del mercoledì. Si parlerà di quesiti referendari sul lavoro e di legge di bilancio. Come sempre anche voi telespettatori potete intervenire con le vostre telefonate. Buon pomeriggio.